Altro no arriva da Roma per l'elezione diretta delle province in Sicilia. A renderlo noto è il segretario del PD Anthony Barbagallo. Il TAR di Palermo dice no al nuovo impianto di trattamento di rifiuti della ditta Catanzaro, soddisfazione del primo cittadino Cirillo. Ancora emergenza idrica a Fontanelle, ieri una riunione del comitato di quartiere. Visita istituzionale del neoprefetto Caccamo al comando provinciale dei Carabinieri e a quello della Guardia di Finanza di Agrigento. Operazione della Guardia di Finanza a Palermo, arresti e sequestro di beni per oltre 7 milioni di euro, soddisfazione del segretario del sindacato di Pulizia a Letto per l'operazione compiuta dal commissariato di Porto Empedocle. A Catania, cavallo di ritorno, arrestate 8 persone, continuano le truffe del finto carabiniere nell'Agrigentino. Promossa a vicequestore la dirigente interdonato della questura di Agrigento. Nell'ambito di Agrigento 2025 si svolgerà in città la giornata internazionale della fisica che si tiene ogni anno nel capoluogo capitale della cultura. Si terrà dal prossimo 12 al 17 maggio la rassegna musicale Euterpe tra la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi. Continua la striscia positiva per la Fortitudo, vittoriosa anche nella trasferta di Crema. E buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, giovedì 30 gennaio. Un altro no arriva da Roma per l'elezione diretta delle province in Sicilia. A renderlo noto è Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico. Il nostro servizio. Altro no che arriva da Roma per l'elezione diretta delle province in Sicilia. A renderlo noto è Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, che afferma l'eterno gioco dell'oca sull'elezione diretta per le province in Sicilia. La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili gli emendamenti dei parlamentari siciliani di centrodestra al decreto emergenze con cui si chiedeva la reintroduzione dell'elezione diretta per le province in Sicilia. L'emendamento per l'elezione diretta dei consiglieri provinciali e del Presidente della Regione, perfezionato d'intesa con il governatore Renato Schifani, è stato quindi stoppato a Roma. Le 9 province siciliane dovranno andare al voto con elezioni di secondo livello. Anche i sindaci adesso chiedono chiarimenti affinché gli enti intermedi cessino l'era dei commissariamenti. Anthony Barbagallo, che è pure deputato alla Camera del PD, sul punto ha aggiunto: questo è un gioco sfiancante sulla pelle dei siciliani, una vera e propria presa in giro. Il centrodestra continua a promettere l'elezione diretta, ma poi lo stesso centrodestra a Roma prima impugna il testo davanti alla Corte Costituzionale e poi, tramite la Presidenza della Commissione Bilancio alla Camera, dichiara inammissibili gli emendamenti nelle città metropolitane, nei liberi consorzi. A causa di questo balletto ridicolo, continua Barbagallo, ogni giorno che passa si determina sempre di più una serie di innumerevoli disastri, sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista gestionale. Ora basta, Schifani conclude, ne prenda atto e indichi immediatamente le elezioni di secondo grado. La proposta modificativa contenuta nel decreto emergenza è stata dunque dichiarata inammissibile, è stata proposta dai parlamentari della Lega, di Forza Italia, di Sud Chiama Nord, di Noi Moderati, Fratelli d'Italia. Ma cosa accadrà adesso? I propositi dell'emendamento hanno intenzione di fare ricorso. Questo significa che se verrà accolto il testo proseguirà il suo iter. Il tempo non depone a favore dell'elezione diretta, tutto dovrebbe essere approvato entro un massimo di 30 giorni, quindi indizione dei comizi ed elezioni in primavera. I deputati però si stanno organizzando per elezioni di secondo livello, ben capendo che non ci sono né i tempi né la volontà per tornare all'elezione diretta alle province. Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo sulla decisione del TAR di Palermo che dice no al nuovo impianto di trattamento rifiuti a Montallegro dalla ditta Catanzaro e la vittoria di Davide contro Golia. Grande soddisfazione viene espressa dal sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo sulla decisione del TAR di Palermo che dice no al nuovo impianto di trattamento rifiuti a Montallegro dalla ditta Catanzaro
È la vittoria di Davide contro Golia. Avevamo ragione, l'impianto che la ditta Catanzaro voleva costruire sul nostro territorio non rispettava le condizioni di legge. Il PAUR concesso dalla Regione era viziato alla radice ed era stato concesso dall'assessorato in violazione di ben precise normative che nessuno voleva vedere, sebbene l'avessimo ribadito più volte. Il TAR di Palermo, accogliendo il ricorso del Comune di Montallegro, ha riconosciuto fondate le censure che c'erano state sollevate inizialmente dalla Proloco e successivamente dall'amministrazione stessa. La distanza di legge dal centro abitato non era rispettata, i vincoli ricadenti sull'area non erano quelli stabiliti, il TAR se n'era accorto. Ha annullato il PAUR e tutti gli altri presupposti. Sin da candidato alle elezioni per la carica di sindaco, afferma Giovanni Cirillo, avevo promesso che la problematica dei rifiuti che ha segnato per anni il comune di Montallegro sarebbe stata l'assoluta priorità della mia azione amministrativa, perché ho vissuto il disagio dei miei concittadini, ho patito le conseguenze ambientali già legate alla presenza della nota mega discarica e la costruzione di un nuovo mastodontico impianto che era pronto a essere realizzato in violazione di legge. Avrebbe ulteriormente compromesso, continua il sindaco Cirillo, la vocazione turistica di un territorio che deve essere tutelato, rilanciato per le straordinarie risorse che possiede. Mi sento di ribadire ai miei concittadini che con la mia amministrazione si è voltato finalmente pagina e che questo successo corale ha ottenuto, con il sostegno di tanti che hanno creduto nella mia persona, ne costituisce la conferma. Rivolgo un ringraziamento particolare, continua il sindaco Cirillo, alla Proloco, ai suoi legali, ai tecnici che hanno con loro collaborato, perché è stato grazie alla loro lodevole iniziativa promossa già prima del mio insediamento, quando tutto sembrava veramente impossibile. Ho trovato tracciata la strada che oggi, dopo 3 anni, ha portato a questo risultato che il TAR lo ha certificato. E continua, nonostante le abbondanti piogge, l'emergenza idrica in città, nel quartiere di Fontanelle. Ieri una riunione del comitato, ce ne riferisce Eugenio Cairone, che ha seguito per noi l'evento. Sull'emergenza idrica che ancora interessa diversi condomini di Fontanelle si è tenuta un'assemblea nei locali del comitato Fontanelle Insieme per affrontare la grave situazione che è diventata esasperante per decine di famiglie con le autobotti che si vedono per le strade a testimoniare che l'emergenza da queste parti continua. Ieri abbiamo dato notizia dell'intervento di Legambiente di Agrigento che chiede equità e rispetto delle regole, stigmatizzando la disparità di trattamento. Presente all'assemblea l'ingegnere Giuseppe Riccobene di Legambiente. Lo abbiamo intervistato. Siamo a Fontanelle questa sera, dove si sta tenendo una riunione di quartiere per quanto riguarda la carenza idrica che purtroppo continua. Fontanelle è esemplare per l'organizzazione del suo comitato di quartiere, è altresì esemplare per come per la dignità che sta dimostrando nel subire questa crisi idrica infinita. L'estate del 2024 è lontana di molti mesi, ma qui c'è ancora gente che si alimenta esclusivamente tramite autobotti. Legambiente ha proprio ieri ha diramato una nota stampa in cui continua a richiedere una maggiore serietà, una maggiore appropriatezza nelle soluzioni che ATI e AICA dovevano apportare alla distribuzione idrica. Continuiamo a chiedere quello che chiediamo da anni, ma ancora non vediamo le giuste soluzioni. La grande manifestazione sembrava che potesse mettere fine a questa vergogna, invece no. Ma la manifestazione ha dimostrato altre cose, ha dimostrato una capacità di mobilitazione democratica, ha dimostrato che gli agrigentini comunque sentono il problema e vorrebbero che chi è pagato per risolverlo facesse bene il proprio lavoro. Io non sono un nativo di Agrigento, sono della provincia. Sono arrivato ad Agrigento il 1° luglio del 68, ero ragazzo. Da allora la prima manifestazione a cui io ho partecipato, quindi da giovane, è stata la marcia per l'acqua. Altro che 90 anni, qui stiamo parlando di secoli.
Visita istituzionale del prefetto di Agrigento al comando provinciale dei Carabinieri e a quello della Guardia di Finanza di Agrigento. Il prefetto di Agrigento, dottor Salvatore Caccamo, ha fatto visita al comando provinciale dei Carabinieri, dove è stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Nicola De Tullio, da una rappresentanza degli ufficiali dei militari dei reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri che operano nella nostra provincia, tra i quali il nucleo antisofisticazioni sanità, nucleo operativo ecologico, sezione anticrimine e centro anticrimine natura. Il prefetto ha espresso parole di apprezzamento ringraziando l'Arma dei Carabinieri per le attività svolte sul territorio, per il diuturno contributo offerto dalle istituzioni nella lotta ad ogni forma di illegalità, per la prossimità alle comunità più isolate operanti sempre con dedizione e alto senso dello Stato. Al termine dell'incontro il prefetto Caccamo ha scritto un proprio pensiero sul libro d'onore all'interno dell'ufficio del comando provinciale. Intanto, nella giornata di oggi, il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha anche fatto visita alla caserma del comando provinciale delle Fiamme Gialle in servizio nel capoluogo di provincia, nonché presso le sedi di Sciacca, Canicattì, Licata e Forte Empedocle. All'evento hanno preso parte al comandante provinciale Edoardo Moro, i comandanti del nucleo di polizia economico-finanziaria del gruppo di Agrigento e degli altri reparti territoriali, unitamente agli ufficiali dipendenti. Per l'occasione il dottore Caccamo ha ringraziato le Fiamme Gialle di Agrigento per l'impegno quotidianamente profuso sul territorio, esortandole a proseguire nel proprio lavoro con la stessa efficacia e col medesimo spirito di abnegazione sinora dimostrati. È stata altresì l'occasione per evidenziare l'opera svolta dalle Fiamme Gialle Agrigentine nella gestione dell'emergenza umanitaria connessa al fenomeno dell'immigrazione irregolare, significativamente intenso alla sede di Lampedusa, ove i militari della locale tenenza assicurano un presidio costante. E i finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza emessa dal CIP del Tribunale, con cui sono state disposte misure interdittive nei confronti di 12 soggetti e sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro nei riguardi di 21 società. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. Commissione di frodi ai danni dell'INPS e dell'Erario. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP con cui sono state disposte misure interdittive nei confronti di 12 soggetti e il sequestro preventivo di beni e di disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro nei riguardi di 21 società. Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno consentito di disvelare l'operatività di un gruppo criminale promosso da 2 palermitani. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, la truffa ai danni dell'INPS, finalizzata all'indebito conseguimento dell'indennità di disoccupazione, avrebbe generato profitti per circa 4 milioni di euro e sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo di società di comodo. Più nel dettaglio, le stesse, dopo aver fatto emergere l'esistenza di oltre 700 lavoratori in nero, ne avrebbero fittiziamente regolarizzato la posizione per poi interrompere il rapporto d'impiego. La seconda frode, perpetrata ai danni dell'Erario e diretta all'evasione fiscale e alla truffa contributiva, si sarebbe basata sulla costituzione di società cartiere che avrebbero emesso fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, volte a documentare fittizie forniture di manodopera in favore di altre società, allo scopo di sollevare queste ultime da tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti dal rapporto con i propri lavoratori, procurando un illecito profitto quantificato in oltre 1 milione di euro. E ancora, cessioni di beni o prestazioni di servizio mai avvenute o avvenute con soggetti diversi rispetto a quelli documentati dalla contabilità per un importo di oltre 2 milioni di euro. Agli indagati sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché illeciti di natura tributaria. E 2 scippi in poco meno di un'ora, compiuti probabilmente dallo stesso balordo, è successo in pieno pomeriggio di ieri in via Manzoni, centralissima e trafficata arteria agrigentina. Un pensionato di 69 anni è stato aggredito alle spalle, fatto cadere a terra e derubato di appena 30 euro e del suo cellulare. Poco dopo, nei pressi della stessa zona, una persona di 77 anni è stata strattonata dal malvivente che le ha portato via la borsa. All'interno dell'accessorio c'erano appena 50 euro e il cellulare
A donna, spavento a parte, non ha riportato ferite. Il pensionato invece è stato trasportato in ospedale e gli è stata diagnosticata una prognosi di 5 giorni per traumi sparsi. Le indagini dei carabinieri per ricondurre all'autore degli scippi. E sugli arresti avvenuti a Porto Empedocle si esprime oggi il segretario nazionale del sindacato MP Antonino Alletto, affermando come confermano che la criminalità non arretra un solo passo. Sugli arresti avvenuti a Porto Empedocle si esprime oggi il segretario nazionale del sindacato MP affermando come confermano la criminalità non arretra di un solo passo. Un plauso al dirigente del commissariato di pubblica sicurezza e ai colleghi che hanno operato. Antonino Alletto, nella sua qualità di segretario, afferma come non sono bastati i numerosi arresti effettuati in questi giorni dall'Arma dei Carabinieri nei confronti della criminalità organizzata. L'arresto effettuato in queste ore dai colleghi del commissariato di pubblica sicurezza a Porto Empedocle, cui vanno le congratulazioni, diretto magistralmente dal vicequestore della Polizia di Stato Chiara Sciabarrà, dimostra quanto sia rigenerativo il fenomeno criminale, così come ha ben delineato il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nella quale ha chiaramente detto che la criminalità organizzata è in continua fase di ristrutturazione, un'affermazione che condividiamo essendo operatori del settore. L'intervento della Polizia di Stato, continua Alletto, è la conferma e solo grazie all'intuito e alle ineludibili capacità dei nostri colleghi nell'effettuare il controllo del territorio, elemento indispensabile per prevenire e reprimere i crimini, che da 2 pistole perfettamente funzionanti sono state sequestrate e i detentori arrestati, evitando che queste potessero mietere le vittime. Le analisi del laboratorio accerteranno scientificamente quali crimini orrendi o meno abbiano commesso quelle armi nelle mani di chi li custodiva illegalmente. In ogni caso bisogna interrogarsi su un dato davvero inquietante. Nel territorio agrigentino dei criminali dispongono di armi pronte all'uso che minano certamente l'ordine e la sicurezza pubblica di questa provincia. Ribadiamo, conclude Alletto, che occorre pianificare e potenziare con urgenza il controllo del territorio. Un cortocircuito all'interno di un appartamento di via Agrigento a Naro, all'interno dell'abitazione, una donna che sarebbe rimasta lievemente ferita dopo essere stata raggiunta da alcune schegge di vetro e di una finestra. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri di Naro e le ambulanze del 118. E la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a Catania nei confronti di 8 persone accusate di furto aggravato di autovettura, di estorsione effettuata col metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. Ce ne parlano i colleghi di Catania. Furto di auto ed estorsione. Sono queste le accuse nei confronti di 8 persone, 5 finite in carcere e 3 gli arresti domiciliari. A queste misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania hanno portato le investigazioni dalla polizia. Un'inchiesta denominata Dusmet che ha preso spunto dal fenomeno sempre più diffuso e radicato nel capoluogo etneo dei furti di auto, a cui segue in modo sistematico una richiesta di denaro fatta pervenire ai proprietari del veicolo per ottenerne la restituzione, un metodo che prende il nome di cavallo di ritorno. Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti numerosi episodi di furto di auto e un tentativo di estorsione. Da quanto è stato appurato, gli autori dei reati avrebbero agito seguendo uno schema basato sulla suddivisione dei compiti e sull'alternarsi nell'arco della stessa giornata i nuclei composti da 2 o 3 persone alla volta. Una sorta di sistema di rotazione che avrebbe avuto anche l'obiettivo di rendere più difficile la loro identificazione. Indagati con custodia cautelare in carcere Salvatore Maugeri, Salvatore Venuto, Antonino Santapaola, Gianluca Bonaccorsi, Antonio Balsamo. Indagati agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Giuseppe Linguaglossa, Francesco Lopresti e Danilo Privitera. E sono 2 le truffe del finto carabiniere sventate in provincia di Agrigento nel giro di poche ore. Il primo episodio è venuto a Racalmuto, dove un sedicente carabiniere aveva chiamato una donna dicendole che il figlio aveva provocato un grave incidente che serviva a pagare per evitargli dei guai. Il marito, un
ottenne pensionato, ha immediatamente capito che si trattava di una truffa e dopo essersi sincerato delle condizioni del figlio ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Un altro episodio simile è avvenuto a Caltabellotta, anche qui un falso carabiniere ha chiamato una persona di 55 anni dicendogli che la figlia fosse nei guai a causa di un incidente. L'uomo ha intuito il raggiro e ha chiamato immediatamente i militari dell'Arma. E il Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato, nella seduta dello scorso 24 gennaio, ha promosso il vicequestore della Polizia di Stato, Giuseppina Interdonato, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Agrigento, al grado superiore di primo dirigente, un riconoscimento che testimonia la sua grande dedizione e straordinaria professionalità nel servizio che svolge ogni giorno. Congratulazioni alla dottoressa Interdonato per il meritato traguardo raggiunto e un sincero augurio di buon lavoro da parte del questore e dei poliziotti agrigentini per le nuove sfide che l'attendono in questo nuovo ruolo. Andiamo ora nel Messinese, dove a Barcellona Pozzo di Gotto 2 ergastoli e 2 condanne per gli imputati al processo inganno. Ce ne parlano i colleghi di Messina. La giudice per le indagini preliminari, Arianna Raffa, ha emesso ieri pomeriggio le sentenze relative all'operazione Inganno, che ha coinvolto 9 membri del clan mafioso dei barcellonesi accusati di 13 omicidi. Le condanne includono 2 ergastoli, 2 condanne a 30 anni e 2 assoluzioni totali, oltre a una parziale motivata dal non aver commesso il fatto. Inoltre sono state emesse pene più leggere per 2 collaboratori di giustizia. Tra le condanne più gravi, Giuseppe Gullotti e Salvatore Sam Di Marco sono stati condannati all'ergastolo, quest'ultimo assolto da 2 accuse. Le condanne a 30 anni sono andate a Giuseppe Sgro e Vincenzo Miano. Carmelo D'Amico è stato condannato a 14 anni, mentre Salvatore Micale, anche lui collaboratore di giustizia, ha ricevuto una pena di 12 anni. Carmelo Mastroieni e Stefano Genovese sono stati invece assolti, nonostante l'accusa avesse chiesto per Genovese una condanna a 30 anni in relazione a uno degli omicidi. L'operazione Inganno, avviata nel gennaio 2024, ha fatto luce su 13 omicidi di mafia avvenuti negli anni 90 a Barcellona Pozzo di Gotto. Le dichiarazioni di Salvatore Micale hanno fornito nuove informazioni su questi crimini, tra cui l'omicidio di Antonio Accetta e Giuseppe Pirri, uccisi nel 1992 in un agguato mafioso nel cimitero di Barcellona. I 2 giovani furono legati e uccisi davanti all'altare in una scena degna di un'esecuzione mafiosa. Anche l'omicidio di Angelo Ferro, avvenuto a Milazzo nel 1993, ha suscitato grande attenzione. Ferro fu freddamente ucciso mentre stava accompagnando la figlia a scuola. Nonostante fosse in macchina con lei, riuscì a proteggerla con il suo corpo, sacrificandosi per salvarla mentre la sua auto finì contro un cancello. Un interessante convegno di fisica medica si terrà ad Agrigento in occasione di Capitale della Cultura. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Ogni anno, il 7 novembre, per ricordare Marie Curie, la prima donna premio Nobel per i suoi studi sulle radiazioni, viene celebrata la giornata internazionale della fisica medica dedicata ai fisici che operano in un settore fondamentale per la medicina diagnostica e terapeutica. La giornata viene organizzata nelle città capitali della cultura. Lo scorso anno è stata Pesaro ad occuparsene, quest'anno spetta invece ad Agrigento. E sarà proprio la città dei templi ad ospitare la manifestazione che si inserisce tra gli importanti appuntamenti di Agrigento 2025. Responsabile scientifico dell'evento sarà il fisico Salvatore Piraneo, dirigente dell'unità operativa di fisica medica e radioprotezione dell'ASP di Agrigento. Sarà l'occasione per far conoscere la figura dello specialista in fisica medica, una figura che si occupa delle radiazioni in campo medico nelle sue diverse applicazioni, dalla radiologia alla medicina nucleare, garantendo qualità e sicurezza per i pazienti, i medici e i tecnici. La nomina del fisico Salvatore Piraneo a responsabile scientifico dell'evento è arrivata dall'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria.
L'obiettivo principale è rappresentato soprattutto di un confronto su varie tematiche, un approfondimento dell'impatto e delle potenzialità che la tecnologia e segnatamente l'intelligenza artificiale può comportare sulle attività, soprattutto sul monitoraggio e sul controllo delle attività di pesca a mare in modo particolare. C'è un'attività che noi svolgiamo, è uno dei compiti nostri istituzionali, quello del controllo della filiera della pesca da mare a terra. Questo ci consentirà anche di non solo selezionare degli obiettivi da ispezionare e quant'altro, ma anche mettere in essere delle attività che possono compromettere anche gli stocchi ittici, la tutela ambientale e soprattutto la nostra grandissima risorsa che è strategica per il nostro Paese, la pesca. Le maggiori criticità, e non a caso Palermo è stato scelto come primo evento organizzato dalla Guardia Costiera con l'Agenzia Europea di Controllo della Pesca, uno dei tanti eventi che fra l'altro si svolgeranno durante tutto l'arco dell'anno, ma soprattutto Palermo, la Sicilia, stiamo molto attenzionando proprio i controlli sulla filiera della pesca. Troppo a volte bisogna anche rilevare e registrare, poi sono i fatti, che molti comportamenti ovviamente non consoni, non responsabili, soprattutto per quanto riguarda la tutela degli stocchi ittici e la pesca. Basta considerare che nell'ultima attività che abbiamo svolto durante il periodo natalizio, un'operazione nazionale, che ha visto coinvolta anche la nostra direzione marittima, nella provincia di Palermo siamo arrivati ad sequestrare oltre 130 tonnellate di prodotto ittico, mancante di tracciabilità e di rintracciabilità. Compromette quello che è non solo il consumatore finale, ma soprattutto è importantissimo anche, come dicevo, la tutela degli stocchi ittici, di questa risorsa preziosissima che noi abbiamo, che è il mare, la pesca, mi preme dire anche la tutela ambientale, perché poi è tutto connesso. Linea alla regia per la pubblicità. È tutto pronto per la 17ª edizione della rassegna Concorso Euterpe Musica, Mito e Mare. Il servizio. È tutto pronto per la 17ª edizione della rassegna del concorso Euterpe Musica, Mito e Mare, la manifestazione musicale rivolta alle scuole secondarie di primo grado con percorso e indirizzo musicale in programma dal 12 al 17 maggio 2025 in location suggestive tra Realmonte, Città della Scala dei Turchi, la Valle dei Templi di Agrigento. È stato infatti siglato a Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico, il protocollo d'intesa tra i due istituti scolastici che organizzeranno la manifestazione. La docente Paola Catanzaro, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, e il professore Francesco Catalano, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Esseneto di Agrigento, in partnership con il direttore del Parco Archeologico, l'architetto Roberto Sciarratta, e il sindaco del comune di Realmonte Sabrina Lattuca. Alla firma erano presenti i componenti del comitato tecnico della manifestazione, la professoressa Anna Maria van der Poel, il professor Stefano Tesè. La rassegna, tra le più prestigiose d'Italia, quest'anno prevede un convegno nazionale su tematiche inerenti alla didattica, un'attività specifica sull'improvvisazione che rappresenta un unicum tra i concorsi musicali riservati alle scuole medie e musicali. Anche quest'anno, ha dichiarato il sindaco Santina Lattuca, abbiamo accolto unitamente al Parco della Valle la proposta della scuola di sottoscrivere il protocollo d'intesa
al fine di realizzare il concorso Euterpe, manifestazione proposta dall'amministrazione anche come attività da inserire nel calendario degli eventi di Agrigento Capitale della Cultura 2025 per il comune di Realmonte, poiché al centro dei progetti ci sono i ragazzi che sono la nostra risorsa più grande e le loro competenze, il loro talento e i loro sogni. Passiamo ora allo sport. Continua la striscia positiva della Fortitudo Basket che vince in trasferta la partita infrasettimanale a Crema per 69-81. Sentiamo il coach Quilici a fine partita. Con coach Quilici allora, una partita raddrizzata da meno 14, grande combattività dei tuoi giocatori. Sì, ora i primi due quarti non li abbiamo interpretati abbastanza bene da poter tenere Crema sotto. Abbiamo avuto un'ottima risposta nel secondo tempo, soprattutto sulla parte difensiva, perché dopo aver preso 48 punti il primo tempo abbiamo presi 27 nel secondo, e da lì poi è venuto un po' più semplice anche riuscire a trovare soluzioni in attacco. Bene, perché alla fine siamo riusciti con molti giocatori proprio a cambiare il volto della partita. Difensivamente abbiamo difeso meglio, siamo stati meno frenetici in attacco, e questa è una partita importante, sono 2 punti d'oro, perché Crema è assolutamente un'ottima squadra, non vale la classifica che ha al momento, e vincere qua di infrasettimanale dopo essere in giro da Piacenza, insomma, non è esattamente la cosa più semplice. Assolutamente no, campionato massacrante. La chiave tattica che ha cambiato la partita? Ma come ho detto prima, secondo me abbiamo interpretato in maniera troppo nervosa, troppo frenetica i primi due quarti. Siamo stati più lucidi, abbiamo eseguito meglio le situazioni in attacco creando vantaggi migliori, e poi abbiamo fatto canestro, perché poi obiettivamente siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono presentate, e in difesa alla fine non abbiamo più subito, se non qualche cosa di Venturelli, non abbiamo più subito l'attacco di Crema, come invece nei primi due quarti era stato evidente. Restate in zona playoff, obiettivo per la stagione? Me l'ha chiesto anche quello di Piacenza, è rimasto sorpreso dalla risposta. L'obiettivo è vincere tutte le partite, poi se quelli altri sono più bravi li si stringe la mano, però dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite, se no che si gioca a fare? E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre, i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.